Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Giorgia e la cosa che penso vediate tutti e che salta agli occhi sono quei numeri che stanno continuando a scorrere e c'è scritto che mancano 6 anni, 252 giorni a un momento X. Quel momento X per la scienza e comunque per tutti quanti è il carbon budget che manca a quello che è per tutti noi un limite che ripetiamo e che tutte le emittenti ripetono, che è 1,5 gradi di temperatura media globale. Cosa significa? Significa che quando si è raggiunto quel 1,5 gradi potrebbero succedere delle cose che in realtà stanno già succedendo, perché attualmente ci troviamo a 1,2 gradi centigradi di media sopra ai livelli preindustriali di emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica. Quando si raggiungeranno quei 6 anni, anzi quasi 7 in realtà, saranno altri tipi di eventi che succederanno. Non è proprio una buona notizia, ma la buona notizia è che si può fare ancora qualcosa e quel qualcosa lo discuteremo questa sera e che tutti quanti voi potete fare. Inoltre posso passare la palla, penso, ad Anna riguardo a quella che vedete citata lì, ed è l'agenda climatica. L'agenda climatica, vi dirò solo l'introduzione un attimo, poi in caso ne parla Anna, è l'agenda che noi abbiamo stipulato proprio per queste elezioni che sono avvenute ormai quasi 2 mesi fa e che ci siamo sentiti di stilare insieme a esperte e esperti del clima, dell'economia e che abbiamo voluto condividere con tutti quanti, perché crediamo che si possano fare le cose e si debbano fare per non solo la nostra generazione ma le generazioni future. Quindi passo la palla ad Anna e chiuderò. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, questa agenda climatica è stata scritta, come vedete, poco prima delle elezioni. Questo è un caso, nel senso che noi il 23 settembre abbiamo fatto lo sciopero mondiale per il clima. La data l'abbiamo decisa prima che cadesse il governo, quindi non era fatto apposta. In questa agenda ci sono 5 punti che ovviamente sono una richiesta al nostro governo, in cui affrontiamo, oltre alle nostre richieste, anche alla fine, se vi andrà poi di leggerla tutta, troverete anche i costi delle richieste, per far vedere al governo che ovviamente queste richieste si possono attuare. Ci sono i fondi, abbiamo scritto anche da dove prenderli, quindi è praticamente tutto pronto, basta che loro lo facciano. Le 5 richieste fondamentalmente, cioè non è che sono richieste, sono dei punti che noi vorremmo che il governo trattasse e poi sono approfondite. Abbiamo l'acqua, quindi per esempio all'interno dell'acqua noi parliamo dello spreco di acqua che c'è lungo la rete idrica. Abbiamo il lavoro, in questo caso parliamo molto di giustizia sociale, quindi chiediamo un salario minimo e tante altre cose. Poi abbiamo edilizia e povertà energetica, in cui chiediamo che il superbonus sia migliorato, perché il superbonus è una cosa bella, però per come è fatta ora no, nel senso che noi chiediamo che prima vengano messe, diciamo, in sicurezza dal punto di vista energetico le case delle persone meno abbienti e le scuole, quindi prima tutti gli edifici pubblici e le case popolari. E poi un'altra richiesta è sui trasporti, ovviamente, quindi si parla di, come per esempio quello che è stato fatto in Germania, quindi avere un abbonamento mensile molto basso per agevolare l'utilizzo dei trasporti. E poi ovviamente in ultimo l'energia, quindi si parla di come si possono usare le energie rinnovabili e come non si deve assolutamente usare il gas.
Fondamentalmente sul nostro sito si trovano anche tutte le altre nostre campagne che più o meno riprendono ovviamente sempre gli stessi punti, perché alla fine è quello che si chiede. Altre cose, ci sono diversi articoli da cui noi prendiamo per esempio ispirazione per fare i nostri post sui social, dopodiché ci sono diverse informazioni su come ci si può attivare, quindi ci sono tutti i gruppi delle varie città. E poi ci sono ovviamente le informazioni dei nostri portavoce, perché noi abbiamo dei portavoce che non sono dei capi, ma appunto portano la voce dell'intero movimento in modo tale che i giornali o comunque i media possano riconoscere qualcuno con cui parlare, in modo tale che non chiamino persone che non fanno parte del movimento, perché purtroppo è accaduto. Fondamentalmente il sito è così, basta, non c'è nient'altro da dire, penso anche che ho parlato troppo, quindi blocco qua. Devo spegnere. C'è molto altro da dire e adesso segniamo, credo, per continuare la nostra chiacchierata. Vi ringraziamo per la presentazione e prego, potete appunto salire sul palco. Buon ascolto. Allora, per rompere il ghiaccio vi anticipiamo che noi tre siamo preoccupatissime di cadere da questi tre spalini, per cui abbiate clemenza con noi. Era tutto calcolato per prendere del tempo e un applauso. Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie davvero di cuore per essere qui con noi stasera. La vostra presenza ha un significato davvero importante proprio per i temi che andiamo a trattare e per, insomma, avete visto il valore di queste giovani donne che stasera sono con noi e che rappresentano altrettanti ragazzi e ragazze che si stanno impegnando per tutti. Paolo Mocchi ha fatto tantissimi ringraziamenti all'inizio, lasciatemi però fare un ringraziamento all'Associazione per la Costituzione per aver voluto dedicare la rassegna di quest'anno ai difensori della natura e soprattutto per aver voluto con la solita capacità di sguardo e di profondità sulle questioni del mondo dedicare questa prima serata proprio ai giovani e alle giovani dei Fridays for Future e quindi iniziare proprio da loro. Questo è un gesto che rende una giustizia davvero significativa, che ci rende e che rende noi consapevoli che c'è una generazione che ha posto il problema della crisi climatica. Lo dicevamo prima, un problema che è sotto gli occhi di tutti, che è studiato da almeno 50 anni, ma che non era seriamente considerato dall'opinione pubblica. Questa generazione invece ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica questo tema, questo problema, questa crisi, rendendoci tutti davvero più consapevoli. E lasciatemi dire che ci ha anche restituito l'importanza della partecipazione, l'importanza del fatto di scendere in piazza, di manifestare, di prenderci come cittadini e cittadine uno spazio di democrazia per insomma, decidere del nostro futuro e per porre delle questioni. Dicevo che hanno posto la questione della crisi climatica. Lo hanno fatto anche in un modo molto importante e che ci insegna moltissimo. Lo hanno fatto affondando e prendendo le mani nella questione della complessità, prendendola di petto. Viviamo un mondo complesso dove le problematiche sono tante. Molte volte sentiamo dire
l'ambiente, ma ci sono tanti altri problemi. Loro ci hanno mostrato che in realtà tutti questi problemi sono connessi e il principale, quello da cui partire, è proprio quello della crisi climatica, per poi cercare di risolvere anche quelli che vengono dopo, dall'economia al tema delle migrazioni che in questi giorni scuote così tanto. E lo hanno fatto appunto anche, lo avete sentito, ponendo questioni come appunto la giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro, quindi davvero affondando, come dicevo, a piene mani nella complessità. Tutto nasce il 20 agosto, correggetemi se sbaglio, del 2018, quando una... No, io non so la data esatta. Oh, vabbè, io l'ho letta. 20 agosto del 2018, quando una ragazzina, possiamo dirlo, di 15 anni, decide di scioperare per il clima, si siede davanti il Parlamento del suo paese, la Svezia, Greta Thunberg, e inizia questo sciopero, lo fa per giorni, poi lo ripete, e quel gesto che è di una persona ha avuto una dirompenza tale da diventare un gesto collettivo, una protesta collettiva, sapete, che ha portato milioni di giovani nelle piazze, non solo giovani, anche persone di tutte le generazioni, nelle piazze e nelle strade, appunto per richiedere inizialmente di tagliare le emissioni, poi invece evolvendo, perché questa che raccontiamo stasera è anche la storia di un'evoluzione, di un movimento che ha preso piede e che appunto ha allargato il proprio sguardo. In Italia abbiamo oltre 150, mi sembra, gruppi locali, quindi davvero una capillarità sul territorio. Bene, io mi taccio perché siete venuti per ascoltare loro e allora ci addentriamo in quella che loro hanno definito la necessità di una rivoluzione che sia culturale, sociale, economica, politica, ovvero un cambio di paradigma. Questa discussione che facciamo stasera ha una cornice, ha sullo sfondo quello che sta accadendo nel mondo, una per tutte la COP27, avremo modo di parlarne, che si sta svolgendo in Egitto, e una cornice di 2 mesi fa, come dicevamo, le elezioni. Loro si sono ritrovati a fare uno sciopero del clima, come è stato detto, proprio 2 giorni prima delle elezioni. Poteva essere un tema dirompente, stando ai dati. La crisi climatica nei discorsi fatti in televisione dai leader politici è stata citata lo 0,5% delle dichiarazioni, per cui davvero c'è moltissimo lavoro da fare. Allora, io inizio da voi ve le presento prima. Allora, Anna Postorino, scusate, Anna Postorino si occupa di comunicazione all'interno dei Friday for Future Italia e arriva da Monfalcone, giusto? Gorizia, e vedremo che insomma darà un contributo significativo dal punto di vista della questione dal punto di vista umanistico. Giorgia Ivan invece qui siamo alla parte più scientifica, coordina il gruppo scientifico di Friday for Future Italia e quindi entreremo con lei magari più nel dettaglio di questi aspetti. Però prima volevo chiedere a entrambe che cosa ha voluto dire, che cosa vi ha catturato di questo movimento e vi ha portato a aderire e a impegnarvi così in prima persona. Iniziamo da te, Giorgia. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, cosa mi ha incuriosito? Mi ha incuriosito che... Non si sente? Sì. Ora sì? Sì. Ok. Mi ha incuriosito che si trattasse di un argomento che mi è sempre dato a cuore, l'ambiente in generale, e quando ho letto quel messaggio in un gruppo dell'università in cui si voleva organizzare appunto questo sciopero, è come se avessi sentito dentro di me una quasi chiamata alle armi, si può dire,
e ho detto perché no? È sempre quello che ho voluto fare, impegnarmi per qualcosa ho detto ok, facciamolo. E sono venuta a conoscenza appunto di questo gruppo che è nato a Trieste, perché ero del gruppo di Trieste e ho trovato tante persone che avevano lo stesso obiettivo e che avevano la passione, cosa che non sempre è scontata, e ho detto facciamolo. E da quel giorno in realtà è nato tutto Fridays Italia nelle varie parti d'Italia, se non sbaglio già al 15 di marzo, che è stato il nostro primo sciopero ufficiale globale, e eravamo già più di 500.000 se non sbaglio, poi aumentando negli anni, in realtà nel 2019, ad arrivare addirittura a 1 milione di studenti nelle piazze d'Italia. E quello che mi ha fatto restare è comunque la grande eterogeneità delle persone che ci sono all'interno, con vari pensieri, vari studi anche alle spalle, varie età, perché andiamo quasi addirittura dalle elementari in alcuni casi fino all'università e anche oltre, perché in realtà ci sono anche adulti, oltre ai Teachers for Future, che sono gli insegnanti che cercano di sensibilizzare i propri studenti, ma ci sono anche i genitori, i parents, che cercano di stimolare i figli. E questo mi ha fatto restare, perché c'è un goal comune, un obiettivo comune, e non è banalmente dire salvare il mondo, ma è salvare noi stessi, perché come spesso ci ripetiamo, noi non siamo una cosa staccata dalla natura, noi siamo dentro la natura, ci abitiamo in questo pianeta e sì, il pianeta si salva da solo, noi non proprio sostanzialmente, diciamo. Quindi questo è quello che mi fa tuttora restare dentro un movimento del genere, l'obiettivo e la forza e la passione per poter andare avanti e scavare in queste enormi complessità. Ecco Anna, anche a te chiedo insomma che cosa ha fatto scattare questa adesione. Prima dicevamo, no, che un tratto caratteristico di questo movimento è essere apartitico, no? Quindi insomma una connotazione che appunto tiene insieme tantissime persone. Allora, in realtà io già nel 2017-2018 avevo iniziato a leggere notizie rispetto al cambiamento climatico, perché quella volta lo chiamavo ancora così, però non sapevo effettivamente cosa poter fare a parte raccogliere la spazzatura, perché non sapevo bene la complessità. Poi quando ho scoperto che si sarebbe organizzato uno sciopero nella mia città sono andata, però è finita lì, nel senso che non sapevo che effettivamente ci sarebbe stato un gruppo, pensavo fosse solo uno sciopero così come se ne fanno tanti. E quindi circa 6 mesi dopo il primo sciopero ho scoperto che in realtà esisteva un gruppo nella mia città, cioè c'erano dei ragazzi interessati che però non erano mai andati, diciamo, oltre al semplicemente essere interessati, non avevano mai creato effettivamente un gruppo. E allora da lì sono entrata in questo gruppo, ne ho preso le redini e siamo scesi in piazza la prima volta con uno sciopero a Gorizia ed eravamo quasi 2000 persone in corteo. Quello che mi ha fatto rimanere è stato un po' quello che ha detto Giorgio, ovviamente, ma penso qualsiasi persona di Fridays dica la stessa cosa, cioè che all'interno abbiamo persone diverse anche di idee politiche diverse a livello personale proprio, però che hanno tutto un unico obiettivo e sanno tutti, chi più chi meno, perché ovviamente c'è qualcuno che ha fatto degli studi, per esempio come Giorgio. Io non studio materie scientifiche, ma studio psichiatria, che è comunque scienza, però insomma non è scienza naturale, però siamo tutti quanti uniti, abbiamo tutti quanti un obiettivo, siamo ben consci anche dei nostri limiti. Infatti molte volte le nostre assemblee partono dal presupposto se effettivamente noi stiamo facendo veramente qualcosa, se si può fare di più, come anche tu hai detto per esempio che si è parlato poco di crisi climatica durante le elezioni, quindi c'è stato un grandissimo brainstorming a riguardo ci siamo chiesti se effettivamente il nostro sciopero aveva funzionato, perché non ne avevano così parlato, perché non si era parlato dello sciopero, quindi
c'è anche molta autocritica, che è una cosa bella che non c'è in tutti i movimenti, non solo dell'ambiente in generale, non penso ci sia tutta questa autocritica che forse certe volte fa male, però. Fondamentalmente questo, poi dopo ho scoperto sì che che era un gruppo libero, quindi si poteva anche gestire, non esistevano dei capi, si poteva gestire anche i social del nazionale. Quindi sono entrata in questo gruppo e lì ho imparato tutto quello che è la comunicazione e da lì insieme a un altro gruppo di persone, ovviamente tutto questo si fa sempre in gruppi, e gestiamo i social, insomma il sito anche che avete visto, più o meno questo diciamo. Che è un aspetto importante, quello dell'informazione proprio per creare un movimento di opinione pubblica. Giorgia, Anna ha fatto una precisazione, allora passo la parola a te. Ha detto, lo chiamavo ancora cambiamento climatico, invece la definizione giusta è crisi climatica e il riferimento molto spesso voi dite, pensiamo alla pandemia, l'abbiamo chiamata crisi, ecco, che differenza c'è terminologica? Bella domanda. No, allora, sì, c'è differenza perché il cambiamento climatico è, diciamo, quello che avviene nel complesso pianeta Terra sostanzialmente, però questa non è solo un cambiamento nel clima, è una crisi perché bisogna tener conto di tantissimi fattori che portano davvero a crisi economica, crisi sociale, crisi ambientale e quindi sostanzialmente deve essere chiamata crisi perché in questo caso allora uno può muoversi, può essere attivo. Mentre cambiamento climatico sì, può essere una cosa che succede lì, fine della storia, andiamo avanti. No, bisogna affrontarla come una crisi, come si è affrontata la crisi sanitaria. Quindi cercare di mobilitare, utilizzare i mezzi che abbiamo, bisogna specificarlo, per sopperire a questa crisi. E si può fare, sostanzialmente. Quindi questa è la differenza sostanziale tra cambiamento climatico e crisi climatica, banalmente parlando, ecco, cominciamo a delineare, no? Qualcuno l'avete detto anche prima, no? La buona notizia è che qualcosa si può fare. Come si declina questo potersi fare, sia in un contesto naturalmente in cui noi possiamo fare pressione perché è politico, ma anche nel quotidiano delle scelte di ognuno. Chi vuole cominciare? Cominci tu, Anna. Ok. Allora, noi, cioè non solo noi, allora gli scienziati ci dicono che le azioni individuali sono necessarie ma non sufficienti. Quindi, dato che comunque a livello ormai, a livello diciamo di dibattito collettivo, più o meno tutti, la maggior parte direi, sanno quali sono le azioni che si possono fare, quindi la raccolta differenziata, utilizzare i mezzi pubblici, eccetera. Però poco viene detto, anche per via di determinati interessi che sono in mezzo, poco viene detto delle azioni collettive. Per azioni collettive ovviamente si intendono azioni dei governi, ma anche azioni delle multinazionali. Quindi fondamentalmente noi sì, spingiamo molto più a livello locale su sensibilizzare le persone individualmente, ma a livello nazionale e mondiale spingiamo molto di più sul sensibilizzare i governi, che poi in realtà non è neanche sensibilizzare, ma semplicemente dirgli guarda che noi sappiamo che voi avete i soldi, come abbiamo detto prima, noi vi abbiamo fatto proprio tutta la lista dicendo dove li potete prendere, ora non avete nessuna scusa per dire non si può fare. È fondamentale secondo me da tenere in mente questa cosa perché una cosa interessante che ho scoperto 2 anni fa è che il mito del consumatore verde, quindi chi fa la differenziata, chi utilizza la bici piuttosto che la macchina, che ovviamente è giusto, cioè adesso non dico andate a fare sgommate in giro, però è un mito che è nato mi sembra negli anni 80, non vorrei sbagliare, o anni 90, ed è stato creato proprio dalle multinazionali, cioè per far sì, delle multinazionali del petrolio, per far sì che l'attenzione pubblica si distogliesse da quello che loro stavano facendo e invece si buttasse tutto sui cittadini, che sembra che è tutta colpa loro, quando in realtà sì, ovviamente c'è una parte di colpa anche del cittadino singolo, ma ovviamente la collettività, ma non collettività come noi che siamo tutti noi dentro questa stanza, ma collettività, si parla mezzi di produzione, tutto quanto. Quindi è fondamentale perché le aziende petrolifere ci giocano molto
su questa cosa che in realtà non è anche colpa vostra, ecco, non è proprio così. Ecco, l'attenzione al locale, no? è stata sottolineata e agganciamolo anche al discorso, no? Delle elezioni. In realtà i gruppi locali stanno facendo un movimento di opinione, anche facendo anche molte proposte, analizzando quelle che sono le problematiche dei territori. Penso a Udine, sono state fatte tantissime proposte proprio anche alla giunta comunale, no? Quindi c'è veramente un immedesimarsi sia in una dimensione più globale, quindi tenendo insieme problemi insomma, che sono di dimensioni significative, tenendo insieme il locale. In questo c'è anche per la prima volta, ne parlavamo prima, qualcuno che comincia ad affacciarsi anche alla politica, perché si dice, proprio partendo dai comuni, no? Perché si dice, è chiaro, bisogna anche essere là dove si decide. Sì. Per esempio alcuni nostri compagni a livello italiano hanno cominciato a interessarsi alla politica, hanno incominciato a proporsi alle comunali dei loro paesi, mi viene in mente Avigliana, Torino, poi Napoli, poi Bari, e sono riusciti comunque in qualche modo ad affiliarsi appunto a dei partiti, perché comunque le idee politiche le abbiamo, ognuno le sue, come diceva Anna prima, politicamente siamo sempre dalla stessa parte, però insomma chi più chi meno, e sono riusciti a entrare nei consigli comunali. Questa è una cosa secondo me fondamentale, perché non è che scendendo in piazza e basta si possa dire boh, cambiamo tutto. No, bisogna entrare dove si va a cambiare, e dove si va a cambiare all'interno dei comuni, all'interno magari della regione, e si cerca appunto di proporre di aiutare il proprio comune a essere virtuoso. Cioè, banalmente, se non credo succederà, però dovessi pensare a entrare in politica, io vorrei che il mio comune fosse il più meritevole, più ambizioso possibile, perché in questo momento è importante essere ambiziosi. Dicevo prima, bisogna stare attenti ai quei 6 anni che tecnicamente ci mancano. Sì, però bisogna essere ambiziosi in questa cosa, bisogna cercare di spronare i propri, anche banalmente dall'alto, spronare i propri cittadini nei comuni a fare le cose, perché certo può venire dai cittadini la proposta, ma può venire anche da chi sta sopra proporre ai propri cittadini di fare qualcosa. Si fa la differenziata, come ha detto anche Anna, ma si possono fare tantissime altre cose, proporre aree verdi. Cioè, penso che comunque i sindaci siano sempre ben propensi ad ascoltare quello che i cittadini vogliono, e quindi è importante partecipare anche votando, perché in realtà queste ultime votazioni insomma sono state partecipate non proprio benissimo, quindi è importante utilizzare il voto per cambiare le cose. Se uno, come molti che conosco anche, hanno detto no, ma tanto non cambia niente. No, cambiano le cose se si va a votare, e questa è una cosa che noi anche di Fridays teniamo molto in considerazione. Abbiamo spinto a votare, abbiamo fatto queste, che ha esposto prima Anna, questa agenda climatica di proposte, ma non sono proposte fatte solo da noi singoli, cioè sono proposte fatte con esperti, con climatologi, con economisti, con giuristi. C'è un momento di lapsus. Quindi è insomma una cosa che non è che viene campata per aria, cioè viene da esperti, e secondo me questa partecipazione a livello comunale, regionale, italiano poi è fondamentale, quindi bisogna partire dal piccolo per poi arrivare in grande, insomma. Nel frattempo, appunto, in grande si decide altrove, no? COP27, ecco, quali sono i grandi temi dibattuti, quelli che voi volevate che fossero sul tavolo, e insomma, che cosa succede? Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa, ossia il fatto che abbiano fatto la COP27 in Egitto
è una cosa abbastanza, diciamo, fondamentale. Come sappiamo l'Egitto insomma non è proprio un campione a livello di diritti, e infatti allora, alcune persone di Fridays Italia sono alla COP27 come giornalisti, perché fanno i giornalisti freelancer, e ci è stato riferito che effettivamente c'è un grandissimo controllo di tutti gli attivisti che sono alla COP, c'è un ingente dispiego di polizia, proprio anche per bloccare qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso contro la COP. Fondamentalmente quello che noi chiediamo alla COP è di essere efficace, cosa che non è stata negli ultimi 7 anni, nel senso che l'ultima COP efficace è quella degli accordi di Parigi, che però in realtà non sono mai stati messi in atto, cioè loro hanno firmato, ok, però non c'è un ok adesso li facciamo, cioè noi siamo quasi al limite degli accordi di Parigi, perché gli accordi di Parigi ci dicono che noi dobbiamo rimanere sotto l'1,5 gradi di aumento di temperatura media, ora siamo a 1,2, quindi diciamo ecco, non so neanche se cioè effettivamente qualche scienziato sta iniziando a dire che non ce la faremo a rimanere sotto 1,5, andremo a 2, e questa è una cosa devastante. Io non lo sapevo una volta, però effettivamente anche questo mezzo grado cambia molto, perché a 1,5 ok ci sono dei disastri come magari vediamo adesso anche in Italia o comunque nel resto del mondo, però disastri abbastanza contenuti per quello che si può dire. A 2 i disastri sarebbero veramente devastanti, a 3 non ne parliamo. E quindi noi fondamentalmente alla COP chiediamo questo, che gli accordi di Parigi vengano attuati, e un'altra cosa molto importante, qui entra anche il tema della giustizia sociale, è, non so se lo sapete, ma ci sono alcuni paesi ovviamente che inquinano più di altri, e voi ora magari state pensando la Cina. No, in realtà quelli che hanno inquinato di più e quelli che hanno causato la crisi climatica siamo noi, cioè l'Europa, gli europei, gli occidentali e gli Stati Uniti. Quindi noi chiediamo che questi paesi, cioè anche noi, paghino le spese dei paesi che hanno già avuto, cioè che stanno vivendo già la crisi climatica, e in più che venga fatto un fondo affinché, un fondo sempre pagato da noi, affinché riescano ad attuare la transizione anche loro, perché ovviamente non hanno le nostre stesse disponibilità. Questa cosa era venuta fuori già alla vecchia COP, che più o meno un anno fa si è tenuta a Glasgow, era quasi stato approvato, però alcuni paesi poi non hanno votato, quindi in realtà non è passato. Quindi fondamentalmente questo, poi ovviamente ci sono anche delle richieste un po' più piccole, però questi sono i temi principali su cui ci battiamo di più, ecco. Ecco, Giorgia, tu che appunto hai la parte più scientifica, è dirompente, no? Come diceva Anna, questa variazione nell'aumento, perché è esponenziale il quantitativo di fenomeni avversi, e soprattutto noi possiamo immaginarli, ma sì, ecco, no. se ci spieghi questa differenza. Sì, banalmente, in realtà li abbiamo già visti adesso, perché quest'anno, anzi dall'autunno dell'anno scorso in Italia, cioè nel nord Italia abbiamo piovuto poco, e abbiamo passato appena adesso quindi un anno di siccità. Questa cosa succede molto spesso in altri paesi, quelli del sud del mondo sostanzialmente, e immaginiamoci che succede questo, un anno di siccità con la differenza di 1,2 gradi. Con 1,5 gradi si va ad aggravare ulteriormente la situazione, solo che non è questione di ok, aumento 1 grado, succede una cosa diciamo in più, non è 30 e faccio 31, può essere 40, può essere 50, delle volte sulle scale diciamo dei grafici può essere addirittura esponenziale. Se uno va a vedere per esempio le emissioni di carbonio, CO2 in questo caso, dal 1870 ad oggi, bene o male c'è diciamo, il grafico vi fa vedere un andamento un po' su e giù, diciamo, definiamolo su e giù, con alti e bassi, e invece però dagli anni 50 ad oggi c'è stato un picco esponenziale che è andato su e basta, non c'è stata
una caduta. Per quanto si possa dire che nel 2020 a causa del lockdown ci sia stata una diminuzione nelle emissioni, sì, non è stata sufficiente certamente, perché poi nel 2021 le emissioni hanno recuperato, se non andando anche oltre. Il fatto è che questi che chiamiamo disastri, come possono essere alluvioni, siccità e fusione dei ghiacciai, perché scioglimento, fusione dei ghiacciai aumenteranno, accelereranno e non possiamo sapere quanto sarà la portata. Sappiamo che sarà più frequente, quindi saranno più frequenti alluvioni, saranno più frequenti siccità, ma saranno anche molto più lunghe. E questo tramite i modelli climatici è difficile da prevedere, come è difficile avere anche la percezione, perché banalmente quando appunto quando c'è stato l'inizio della siccità quest'anno, molti in un gruppo in cui siamo erano tutti preoccupati, cavoli al nord non c'è acqua nel Po, non c'è questo, non c'è quell'altro, non c'è la neve sui monti, sulle montagne, però giustamente un nostro compagno di Palermo, della Sicilia, ci ha detto: ma guardate che qua al sud è normale non avere acqua. E sinceramente io l'ho sentita come un pugno allo stomaco, perché effettivamente uno magari non ci pensa, però il sud Italia è così l'estate, ma anche da aprile, cioè se non piove è questo che capita. E poi succedono quello che è successo l'anno scorso a ottobre, quella famosa bomba d'acqua, che poi non possiamo chiamarla come diciamo noi maltempo o bomba d'acqua, ma è un'alluvione vera e propria. Capitano purtroppo e non sappiamo quanto spesso, anche quest'anno è successo nelle Marche. Non sono prevedibili come potrebbero essere, non so, delle scosse di terremoto, che neanche quelle sono così prevedibili. Però questo capiterà con l'aumento della temperatura media globale, perché in alcuni punti, anche qui banalmente del Friuli Venezia Giulia, le temperature in alcuni punti sono già aumentate di anche 2 gradi. Cioè, non è poco, cioè non è che io passo da i 22 gradi ai 24-25 e metto maglietta a maniche corte, non è quella. La questione è quello che succede poi, e quindi questo è la questione è anche la questione è anche quello che succede altrove, no? Perché esatto. Noi magari insomma, al di là dei fenomeni più forti, appunto, diciamo vabbè, questo novembre è stato un novembre caldo, però nella realtà dei fatti ci cambia relativamente poco, altrove la situazione sì. è ben peggiore, ma questo lo vediamo dopo. Mi hai fatto venire in mente un'altra domanda, no? Tu appunto hai fatto delle precisazioni, no? La bomba d'acqua, ma in realtà è un'alluvione vera e propria. Qui torniamo all'uso delle parole, ma anche a uno dei vostri cavalli di battaglia in tutto il vostro operato, che è quello di riportare sotto i riflettori il sapere scientifico. Noi usciamo da 2 anni di pandemia dove il sapere scientifico è stato insomma messo a dura prova, no? E invece voi insistete su questo. Tu ti occupi anche di giornalismo scientifico, ecco, quanto è difficile, ma quanto è fondamentale anche nel vincere questa battaglia per il clima? È altamente importante, secondo me, cioè personalmente come singola cittadina, diciamo, perché bisogna dare alle cose il loro nome. Cioè io non posso definire un'alluvione maltempo, non quando per esempio il tasso di cementificazione in Italia è raddoppiato e questo provoca le alluvioni. Cioè il terreno non ha più la possibilità di assorbire l'acqua e quindi con il cemento la fa scivolare, cioè le frane. Cioè, sono tutte cose che dalla comunicazione, giornali, TV, talk show, che per me è il male assoluto, vanno a definire queste cose. Cioè, non si può dare certamente tutta la colpa di dire questa è crisi climatica, cioè anche gli scienziati dicono calma. Questo è un qualcosa che avviene più spesso ed è causato dalle emissioni.
non significa che però bisogna dire boh, è maltempo. Questa cosa qui è una cosa che molte persone hanno ritenuto sbagliato dire. Quello che è successo anche con la pandemia è che sostanzialmente i media purtroppo non hanno dato la parola a persone, diciamo, esperte, perché prendendo la crisi climatica, per esempio, ci sono dei premi Nobel che sostengono che non esiste la crisi climatica, però hanno preso il Nobel in una cosa che sostanzialmente ha un altro argomento rispetto alla crisi climatica, cioè mi fiderò più del 97%, quasi 99% in realtà, degli scienziati che dicono che c'è una crisi e che bisogna affrontarla rispetto a quel 1-2% di scienziati che dicono che non c'è. Perché, come ben sappiamo, anche negli anni 50 il tabacco era definito come una cosa che non faceva male, però avevamo da una parte gli scienziati pagati dalle multinazionali che ha citato prima Anna, che insomma foraggiano, eccetera. Però io mi fido di quelle persone che dicono, e vedo con i miei occhi attualmente quello che è successo. E come con la crisi sanitaria data appunto da Covid, bisogna che le fonti siano le più veritiere, le più accertate possibili, bisogna comunicare in maniera adeguata. Cioè ne discutevo con alcune persone giorni fa che bisognerebbe avere più scienziati che si occupano di crisi climatica in TV rispetto ad altri che possono essere considerati esperti in un altro settore, e quindi lasciare ai divulgatori, per esempio, l'onere e l'onore di raccontare questo, perché lo fanno di lavoro, cioè insomma non è che fanno altro di lavoro. E quindi per me la comunicazione è molto importante, riuscire ad arrivare a più persone possibili e cercare appunto il lavoro, tra l'altro, appunto parlando con vari divulgatori, non è quello di convincere le persone, ma è quello di farle ragionare riguardo un dato argomento e far sì che sviluppino il senso critico, perché capiscano che vadano a informarsi, non rimanere, come dicevamo anche prima, sulla superficie, ma andare nella complessità. E la crisi climatica non è facile, ne sappiamo qualcosa perché sappiamo che è altamente complicata, interconnessa con tantissimi argomenti, e la cosa importante è appunto cercare di sensibilizzare il più possibile e far sì che le persone si informino e prendano parte, come ho detto anche prima, a tutto questo. E quindi sì, è molto importante che la comunicazione sia fatta in maniera corretta e ovviamente non faziosa come spesso accade negli ultimi anni, insomma. Ecco, connessa a molti temi che riguardano la complessità, un punto di svolta, almeno da osservatrice che vi segue, è stato il Climate Social Camp di Torino. Avete messo sul tavolo tantissime tematiche e avete in qualche modo, quindi qui arrivo alla giustizia sociale, avete saldato anche la battaglia per la crisi climatica, per il clima, con altri movimenti, con altre battaglie fondamentali nel nostro tempo. Penso alla questione del lavoro, ai lavoratori della GKN, ma più in generale con lavoratori di altre parti del mondo, perché la transizione energetica chiede anche che vengano tutelati i lavoratori. Ecco, se ci puoi raccontare questo aspetto, Anna. Sì, allora io non ho seguito personalmente il Climate Social Camp, però avevamo cercato di invitare più realtà possibili, ovviamente realtà sia torinesi che non, erano venute anche persone dal resto del mondo, mi sembra. E questo per far capire che è una cosa molto importante, che la maggior parte delle lotte sono interconnesse alla crisi climatica, nel senso, come diceva anche Giorgia prima, crisi climatica porta a crisi pandemiche, che portano a crisi economiche e via così in un loop infinito. Quindi è molto importante innanzitutto fare rete, quindi far sì che tutte le persone che lottano si uniscano insieme, anche perché più siamo meglio è, ovviamente,
E poi è importante anche far vedere che siamo uniti e che in realtà abbiamo un unico obiettivo. Ok, uno può lottare per qualcosa di specifico, quindi per esempio noi l'altra settimana eravamo in piazza con i lavoratori della GKN, che è una fabbrica di Firenze, perché? Perché proprio loro e non quelli della Fincantieri. In realtà potremmo anche farlo con quelli della Fincantieri, non c'è nessun problema, però quelli della GKN hanno fatto un loro manifesto in cui all'interno si parla anche di crisi climatica, si parla anche di come le fabbriche possono essere riconvertite, ma che le persone non perdano il lavoro, perché questa è anche una cosa fondamentale. Molte volte sui social ci viene detto sì, ok, bella la transizione ecologica, però quanti posti di lavoro si perderebbero, quante fabbriche chiuderebbero, eccetera. In realtà i dati ci dicono che la transizione aumenterebbe i posti di lavoro, mi sembra di 3 volte. Quindi c'è anche un vantaggio, cioè oltre a essere un vantaggio perché vivremo di più, cioè noi nel senso vivremo serenamente i nostri 50 anni invece di essere sotto un'alluvione, anche proprio a livello lavorativo, nel senso non sarai più sfruttato, perché ovviamente la transizione ecologica presuppone che ci sia anche una giustizia sociale. Infatti, come dicevo prima, nel punto lavoro noi chiediamo anche un salario minimo, insieme a tante altre cose del mondo del lavoro, quindi anche per esempio la riduzione dell'orario di lavoro, che uno magari dice ma voi siete un movimento ambientale, cioè che tipo di punto è questo? Però in realtà è tutto interconnesso ed è giusto farlo capire anche ai governi, perché talvolta anche quando si va a parlare, noi siamo andati a parlare con diversi presidenti, per esempio siamo andati con Conte, siamo andati con Draghi, abbiamo incontrato anche Cingolani, e la maggior parte delle volte ci viene detto ok, però adesso ci sono problemi più importanti, e quindi è importante far capire che in realtà quel problema più importante fa parte dello stesso problema che stai ponendo tu, così nessuno ti può dire ci sono problemi più importanti, perché in realtà è lo stesso problema e con un'unica cosa potresti risolverlo. Infatti la nostra prima campagna durante la pandemia, è uscita un mese dopo lo scoppio del lockdown, si chiamava Ritorno al futuro e poneva una soluzione per 2 problemi. Cioè i 2 problemi erano la crisi climatica e la crisi sanitaria. Si poneva cioè non è che c'era solo una soluzione, però ovviamente lo slogan era questo, per far capire anche questa cosa che la crisi climatica incentiva le pandemie, cioè se noi non poniamo una fine, nel senso non effettuiamo questa transizione ecologica, questo sarà il secolo delle pandemie. Io non so se nessuno qua vuole vivere in una pandemia perenne, io no. E quindi anche questo è molto importante, perché durante la pandemia giustamente si parlava di pandemia, però si parlava solo di pandemia, cioè basta, del clima non si parlava più. Quando era un momento in cui avevamo quasi raggiunto, diciamo, un minimo di interesse, basta, è finito tutto. E quindi questa campagna ha fatto sì che alcune persone riuscissero a capire che effettivamente non è che era la stessa cosa, però era lo stesso problema, cioè derivava dalla stessa radice, ecco, era tutto interconnesso. E infatti è molto importante questa cosa di interconnettersi anche a livello più di movimenti, anche di unioni studentesche. Molto importante anche essere dentro le università, dentro i licei, dentro anche i propri posti di lavoro, come appunto si vede con gli operai della GKN. Loro all'interno del loro posto di lavoro hanno attuato una sorta di rivoluzione, diciamo. Ecco, tutto si tiene come dicevamo, tra gli aspetti c'è anche la questione dei diritti, della parità, del non discriminare. Questa è una cosa che io ci tengo molto. Il vostro movimento ha messo in luce anche il tema della parità di genere. Mi piace ricordare insomma che ci sono tantissime donne, Greta è una giovane donna, un'altra protagonista indiscussa ugandese, Vanessa Nakate, ecco, mi sfugge sempre, ma voi due che siete qui, siete giovani donne, ecco, quanto è importante il ruolo delle donne, anche perché alla fine le donne sono quelle che pagano il conto più salato della crisi climatica. Sì, non solo. E se ci dici perché? In quanto donne? Sì. In quanto donne purtroppo abbiamo questo
svantaggio, diciamo. Però sì, è fondamentale perché secondo appunto degli studi le donne e i bambini sono quelli che avranno più ripercussioni dalla crisi climatica, ma l'hanno avuta anche dalla crisi pandemica sostanzialmente, perché sono state licenziate molte più donne rispetto a uomini durante il lockdown, durante la pandemia. Quindi perché? Perché le donne sostanzialmente vengono considerate da meno sostanzialmente, e il tema del femminismo e del transfemminismo all'interno di un movimento sociale come il nostro è molto importante. Infatti anche banalmente per le elezioni dei portavoce, che come ha detto Anna prima non sono i capi del movimento, ma semplicemente sono i rappresentanti che noi abbiamo dato ai media, perché spesso, come appunto è successo il fenomeno Greta, tutti quanti, Greta qua, Greta là, Greta su, quindi bisognava dare, diciamo, dei nomi, ecco. Ma come vedete questa sera ci siamo io e Anna, per esempio, potevano esserci benissimo anche altre persone. Però sì, è fondamentale parlare di questo, perché le donne hanno spesso appunto avuto ruoli più marginali, non perché siano meno competenti, che questa cosa è una cosa che lo stiamo vedendo in questa serata. Grazie. Quindi è qualcosa che è molto vicino appunto a noi comunque come tema, e che vogliamo continuare a portare avanti questo manifesto di femminismo, perché il femminismo, ricordiamolo, non è io donna voglio più diritti di te che sei uomo, ma voglio i tuoi stessi diritti, voglio il tuo stesso salario, banalmente, per lo stesso tipo di lavoro che stai facendo, che stai svolgendo. E quindi noi, appunto, come ha detto anche Anna, noi oltre a avere questa rete di connessione con altri movimenti, come può essere per esempio Extinction Rebellion, Ultima Generazione, che penso ormai sia stata sdoganata, anche tra questi movimenti, per esempio gli LGBTQ+. Sì, no, perché penso che mi manchi sempre una lettera, però insomma cerchiamo sempre di parlare di diritti che sono diritti umani, e che sono fondamentali perché una società cresca, che sia appunto più aperta culturalmente, e che salvaguardi tutti, senza appunto discriminare di vari appunto generi o altro. E poi non so se Anna vuole. No, sì, che lei stava dicendo che appunto quando noi abbiamo eletto i nostri portavoce c'erano dei criteri affinché questi portavoce venissero eletti, per garantire sia che venissero eletti ugualmente, sono 9, sì, ora sono 9, e ugualmente dal sud e dal nord, perché ovviamente no, però abbiamo più gruppi locali al nord. E quindi per far sì che anche il sud fosse rappresentato abbiamo messo un criterio che almeno la metà dovevano essere del sud e almeno la metà dovevano essere delle donne. Vabbè, si attaccava al suo discorso, dato che si era perso. Sì, perché mi sono persa. Immaginate. Beh, insomma, siete stati scientifici anche nel... Sì, è stato un lavoro molto lungo, molto sofferto, molto discusso. Possiamo parlarne un'altra volta. Va bene. Allora, vengo a te, Anna. L'abbiamo detto prima, no? Noi siamo portati a pensare, no? Sempre al qui e ora, quindi vabbè, magari in questo momento su di noi la crisi climatica pesa, ma non così tanto da magari sollecitare degli interventi che siano radicali. Altrove invece la crisi climatica è dirompente. Io penso al Pakistan, agli ultimi eventi climatici, si parla di 1700 morti, di 30 milioni di dollari di danni. E allora in questi giorni noi troviamo il tema dell'immigrazione, no? Che viene trattato come se fosse appunto slegato da tutto questo. Si dice nei loro paesi non ci sono guerre. Nella nostra regione il numero tra le nazionalità
più presenti di richiedenti protezione internazionale arrivano dal Pakistan, dall'Afghanistan naturalmente dove c'è la guerra, ma dal Pakistan, e soprattutto minori stranieri non accompagnati sono prevalentemente bengalesi, dal Bangladesh, e si dice: ma perché scappano dal Bangladesh? Perché c'è la crisi climatica che è devastante. Ecco, se ci parli del tema delle migrazioni, anche perché tu appunto stai studiando psichiatria e ti occupi anche molto di questo. Sì. Allora, una cosa fondamentale per capire è che la crisi climatica ovviamente accentuerà le migrazioni, ma anche noi, cioè nel senso noi non saremo esenti da queste migrazioni se effettivamente non facciamo qualcosa. Ovviamente qua c'è anche una questione razziale e sistemica sotto, però non è il caso di approfondirla adesso, anche perché vabbè, niente. Un'altra sì, serata. no, esatto. No, è fondamentale capire le migrazioni, uno, per vederci noi nel futuro e quindi un po' per prendere paura e dire aspetta, forse io voglio vivere in Italia, oppure se voglio andare tranquillamente, non devastata dalla vita perché la mia casa non esiste più. E poi è fondamentale anche per la questione della giustizia sociale, nel senso ovviamente noi essendo un movimento che parte dal basso e tutto quanto, ovviamente per noi le persone possono circolare liberamente, non penso ci sia neanche da specificarlo, però è fondamentale anche rendersi conto che non è detto che le persone scappino solo per la guerra e neanche solo per la crisi climatica, perché scappano anche dalla povertà o perché non c'è più niente lì. Ed è fondamentale anche per il discorso che facevo prima della COP27, nel senso, se il discorso politico è non vogliamo gli immigrati, allora mi viene da dire, non che io sia d'accordo, però allora mi viene da dire approva i fondi per far sì che loro possano ricostruirsi le case, possano ricostruirsi i terreni e tutto quanto. Quindi diciamo c'è anche un po', ovviamente non è riferito a nessuno in particolare perché non è solo l'attuale presidente che fa questo, tutti al di là del credo politico, quindi anche la sinistra non è esente da questa cosa. Quindi diciamo c'è anche un po' una contraddizione in tutto ciò, perché da un lato ci si lamenta, come ci si lamenta anche quando succede qua, che c'è stata l'alluvione, quindi bisogna ovviamente ricostruire, oppure c'è la siccità, quindi non c'è più l'acqua per i campi, eccetera. Però effettivamente non si fa nulla, la stessa cosa è questa, ovviamente è fondamentale capire perché scappano e aiutarli ad avere una vita migliore qua e far sì che loro non scappino più, se vogliono ovviamente, poi se vogliono venire qua che facciano quello che vogliono, però è fondamentale capire che ci saranno delle zone che saranno inabitabili e l'Italia è tra una di queste zone, quindi cioè, noi proprio veramente non siamo messi benissimo per nulla, quindi sì, è un tema che proprio tocca anche noi come italiani, ecco, mentre altri paesi del mondo occidentale non vengono toccati per ora secondo le statistiche di aumento di temperatura, noi siamo molto toccati anche perché effettivamente noi siamo alla stanza a sud, cioè siamo molto... Ad alcuni veniamo, per esempio, c'è questa cosa, adesso mi è venuta in mente, ci sono delle persone che vengono chiamate, sono i MAPA, sarebbe Most Affected People Areas, cioè le persone più affette e le aree più affette dalla crisi climatica. Ovviamente tra questi MAPA c'è tutto il sud globale, ma recentemente alcuni scienziati hanno detto c'è anche l'Italia. Il sud Italia è considerato MAPA, quindi appunto tra le aree le persone più affette dalla crisi climatica, quindi ci sta già toccando e sta salendo sempre di più. Quindi è fondamentale che noi parliamo anche di migrazione e un'altra cosa, sempre che si collega alla giustizia sociale, che abbiamo fatto una richiesta ora, vabbè, non che verrà particolarmente ascoltata, però noi ci abbiamo provato, ossia che dato, come dicevo prima, che la COP27 si sta svolgendo in Egitto, dove ricordiamo è stato ucciso Giulio Regeni ed è stato incarcerato Patrick Zaki, è incarcerato, è libero, comunque è stato incarcerato, e ci sono tantissimi altri prigionieri politici, egiziani per la maggior parte. Noi abbiamo fatto questa richiesta
che vengano liberati, dato che lì si sta svolgendo questa COP, ovviamente teatrino, tutti felici, noi siamo bravissimi, stiamo risolvendo la crisi climatica e tutto quanto, però in realtà lo stiamo facendo in un paese che di diritti non ne parliamo. In più anche l'Egitto ovviamente è considerato un'area molto più colpita dalla crisi climatica, giusto se il sud Italia è considerato, figuriamoci l'Egitto. Quindi abbiamo fatto questa richiesta, ovviamente non è una richiesta al governo egiziano, perché il governo egiziano non è che legge i nostri social, è una richiesta al nostro governo che va lì in rappresentanza e ai nostri rappresentanti che sono andati lì a parlare. Non solo ci sono degli altri egiziani che per motivi politici sono imprigionati, ma proprio in previsione della COP27 molti attivisti sono stati preventivamente arrestati e quindi insomma potete immaginare. I Friday hanno trovato il modo però di manifestare, ci sono delle misure rigorosissime, ma è andata in scena, mi sembra ieri o ieri l'altro, una protesta, i ragazzi non potevano parlare e si sono scritti sulle mani le richieste appunto sul clima e le hanno alzate, quindi davvero un notevole coraggio, perché appunto parliamo di un paese dove si va in prigione molto, molto facilmente. Ecco, prima di lasciare lo spazio anche a domande dal pubblico, chiudo proprio anche su questo, su una visione globale. Molti dicono giustamente, no, che questa voi lo chiamate cambio di paradigma, no? È un'occasione, una possibilità, e si salda moltissimo con la richiesta di democrazia, però paradossalmente viviamo in un momento in cui in realtà sembra che invece prendano piede molto di più i regimi autoritari, diventa un momento particolarmente delicato e che ha in ballo tantissimo, in più con una guerra che ancora ha peggiorato la situazione del clima. Sì, no, diciamo che sì, i regimi totalitari hanno ricominciato a prendere piede, sembrerebbe, e lo possiamo comunque vedere dalle varie parti del mondo. E appunto ricollegandomi anche alla questione della COP, per esempio la sorveglianza all'interno di COP27, anche oggi parlavo con alcuni giornalisti che sono lì e hanno detto che è surreale, cioè io se dovessi immaginarmi che in Italia potesse esserci questo clima, come si suol dire, sarebbe terribile, cioè secondo me sarebbe terribile. E una cosa che dobbiamo ricordarci è che appunto la democrazia e quindi la giustizia sociale, la giustizia climatica deve essere al centro di tutto, perché insomma il potere di solito è al popolo, come si suol dire, ed è giusto che il popolo abbia la parola, che esprima la propria parola e che non venga messo a tacere, come appunto accade in questi casi, e che insomma tutti possano avere i propri diritti rispettati, che è una delle cose fondamentali, anche la nostra Costituzione lo dice, e insomma sì, speriamo che in questo provare a risolvere la crisi climatica si possa ritornare ad avere una democrazia più giusta per tutti, ma non solo in Italia, comunque nel resto del mondo, e che si possa cooperare tutti quanti, visto che si parla del pianeta Terra e ci siamo tutti, e come spesso diciamo, siamo tutti sulla stessa barca, ma alcuni hanno la barca a remi, come il sud del mondo, altri come noi stanno cominciando dal piccolo motoscafo a scendere su una barca a remi, ma ci sono quei pochi che inquinano di più, che però sono sul loro yacht o, come va di moda adesso, sul jet privato sostanzialmente. Quindi speriamo che adesso si agisca per poi avere in futuro qualcosa di meglio e quindi di più democratico. Ecco, tutto questo si fa anche accendendo i riflettori su queste questioni e appunto abitando uno spazio di democrazia, magari anche come ci avete mostrato voi,
partecipando e anche prendendosi con tutta la forza che si ha questo spazio.